Complimenti, un grande applauso al complesso ballistico di Fagagna e alle Magiarette. Voi che ne fate, Sansoni, buongiorno, fate il giro e poi ci rivediamo al prossimo. Le macchine verranno poi presentate dal presidente Sansoni Franco. Queste macchine e soprattutto sapere qual è il modello, che è fondamentale. Credo che sia una cosa abbastanza particolare. Ben arrivati a tutti. Abbiamo idea che ci sia anche qualche principessa seduta su queste auto. Dovrebbero essere 21 le auto che fanno parte di questo corteo. Veramente sono veramente molto particolari. Ripeto, sarà poi il loro presidente nel passaggio successivo a illustrarvi la tipologia di questi modelli e spiegare le caratteristiche. Vedo molte Porsche in questo momento. Vedete che abbiamo anche in arrivo una Ferrari. Ben arrivati a tutti, un saluto. Quindi uniamo le tradizioni. Sì, vedo la Ferrari. La Ferrari, siamo rimasti un po' male perché non era rossa, no? Andrea, io sei daltonico, c'è color verde alla Ferrari, ma non era rossa, no? Perché lei che Chiariel alto il mezzo con la 500 fermo al semaforo rosso fermare davanti di lui una Ferrari testa rossa. Chiariel non l'ha conosciuto la Ferrari, ma l'ha avuto una macchina bellissime, l'ha tirato il finestrin e gli ha detto che il signor da Ferrari. Ma calcinti che smacchina lì vanno bene, osti, sì, verisano. Ma perché signor si può usare? Oh, mi hanno fatto una critica costruttiva i friulani, mi hanno detto che noi contiamo sui triestini, quelli di Fagagna che via. Un applauso alla banda di Fagagna e alle loro le bellissime masorette. Vedi, tutte belle le sfruttas, allora che il vecchio da ora il palco lì, allora sacramento, io di che sfrutta in rosa lì, un nonno tolmente la pastiglia la Viagra, pensa tu che putanirla via, c'è che l'ha detto. E dicevi che i friulani ce l'hanno coi triestini, no, invece Chiarnielli di Paluzza e della Valle del Bot, è vero, non abbiamo niente coi triestini, anzi qui a Paluzza vogliamo bene ai triestini, perché i triestini vengono tutti a sciare sul Zoncolan e ci fanno una bella propaganda a Trieste, specialmente da Chiox, sulle mie belle montagne della Carnia.
il triestino stato a siare sul zoncolan. Le fermato una bettola a sotri, alla mangiata e bevuto come un porcet, come un porcon, come che dicono a Trieste. Le latte a Trieste, la poca della femmina che dormiva e gli ha detto, i giornali che ha fatto soldi col turismo, tutti i ricchi in Carnia, mi sono fermato in una bettola a Sutrio, ho mangiato e bevuto come un porcon. Sono andato a fare la pipì, gabinetti col water d'oro a Sutrio, mica pisai in un water d'oro, tutti i ricchi in Carnia col turismo. La femmina è di smotte, veduto che era gli occhi neri e i tasi mona che te do un scappellotto, però la domenica dopo il triestino ha portato la moglie a sciare sul zoncolan. Tornando indietro si sono fermati a Sutrio, stessa bettola, si sentono e lui acclama la parola dall'ambiente. Signora venga, gli dica a mia moglie che mi domenica sono stato a sta bettola, ho mangiato e bevo come un porcon e ho fatto la pipì che aveva il water d'oro a sto ambiente. Mia moglie non vuol credere. La che dica signora, la che dica del water d'oro. Giardielute d'oro il banco, mostacci come Hitler, sguardo alla Martin Feldman, l'occhio che uccide, c'ha il triestin, lo riconosce e acclama l'uomo. Baby, venga di corse, che è tornato che il triestin, che domenica e gli occhi neri ci ha pissato al trombone. Giorgio Di Centa abita a Trepocarnico, no? E tu io che due vecchiuti di Trepocarnico. Ieri la mattina e lui ha detto a femmine, Mariute, abbiamo 50 anni di matrimonio, vuoi ti porti all'Hotel Carnia a gustare la cavan che shores che partaliano a ordisi in vips. Annin vedi, annin 50 anni di torno in blu di matrimoni. Duci due figos all'Hotel Carnia, si sentano, arriva la cameriera, cosa vi porto da mangiare? Signorine, a me una bella minestra di brodo e a mia moglie una bella bistecca con le cartufole. Arriva la fruttine, attacchi a mangiare, c'è mucca pudding che i due nonos. Dopo mezz'ora torna la bambina. Vi porto ancora qualcosa? Mi pare res, frutte. Come amico mi porti la bistecca con le cartufole e a mia moglie la minestra di brodo. Asti, perché non avete chiesto entrambi come primo la minestra di brodo e dopo assieme la bistecca con le cartufole? Brave frutte! Oh ma, sacramento che intelligente che sei! È che noi veniamo da Trepocarnico, abbiamo una piccola pensioncina e abbiamo comprato purtroppo una dentiera in due. Saluto Tele Alto Boot, un applauso a Tele Alto Boot e al grande Tite Moser. Grazie Tite, un bacione. Tornano le macchine Andrea, mi chiappi in sotto. Grazie Romeo, grazie. E adesso noi presentiamo, vieni Franco, ci mettiamo di qua. Questo, facciamo un applauso al nostro amico Franco Sansoni. Innanzitutto un saluto particolare, un ciao dalla Romagna, molto accaldata, un ciao a Paluzza, che abbiamo l'onore e il piacere di visitare per la prima volta. Io vi elenco le macchine per quello che posso fare, per quelle che sono le mie cognizioni, senza tediarmi più di tanto. Quindi la prima macchina è di Mauro Borantini ed è un Aston Illy del 2007, del 1955. Le sue sorelle hanno corso anche alle Mans, sempre negli stessi anni. Mi metto qui, va bene? Vai pure Mauro, prosegui il tuo giro, sai dove devi andare. Allora, proveniente da Berna, Svizzera, una Appia terza serie del 1961, viene da Berna, dalla Svizzera, Gioacchino Gris, un carissimo amico che ci segue da tanti anni
è amico della Romagna da tanto tempo e ne approfitta per stare con noi almeno una volta all'anno nel mese di agosto. La macchina che state vedendo adesso è particolarmente interessante, è un'Appia GTA Zagato, è una macchina che correva, ha corso e nella sua categoria è imbattibile perché ha solo 1100 di cilindrata ed era una macchina molto potente. Del 1962. Ecco, adesso state vedendo un'altra reginetta del nostro gruppo che è un'Aurelia B50 del 1951 ed è una macchina, se vi ricordate, per i pochino più anziani e gli appassionati di ciclismo, era l'ammiraglia di Fausto Coppi. Questa è una sorella della ammiraglia del grande campionissimo. Proveniente da Recanati, il proprietario si chiama Giuseppe Casali. Adesso, sempre proveniente dalle Marche ma da Fabriano, c'è una bellissima Tema del 1987 col motore Ferrari. Non si vede ma dentro c'ha un'anima potentissima, è un 3000 di cilindrata con 32 valvole, la famosa 832, ne hanno fatto poche e adesso è una macchina molto ricercata. È ancora giovane ma diventerà molto importante con l'andare del tempo. Poi viene verso di noi un signore da Milano che si chiama Franco D'Ameno ed è una macchina che nel 66 ha avuto un notevole successo, è un Innocenti Spider 1100 di cilindrata, molto carina, molto interessante soprattutto per i giovani dell'epoca. Poi sta arrivando una Mercedes 190, cominciano le Mercedes adesso, Maurizio Buggio da Milano, Mercedes 190 del 1960, questo è un classico delle auto d'epoca, il Mercedes 190, seguita dalla Pagoda, la famosa Pagoda mitica, questa è una 280 SL del 1968, 280 SL automatica, in Germania lavoravano. Ecco, qui invece da Roma, il signore che vi ho detto prima è Giuseppe Liberali, il signore che viene da Roma, ci viene a trovare tutti gli anni per passare con noi il mese d'agosto, il signor Alfredo Liberati, con una Pagoda di cilindrata superiore 350 SL del 62. Poi qui abbiamo una macchina particolarmente rara, molto rara, ed è una GTC Alfa Romeo GTC, cioè 1600, vedete che ha anche la guida destra, perché è stata ancora la targa inglese, è stata immatricolata in Inghilterra appunto, ed è del 1966. Dopo l'Alfa abbiamo Strocchi Alberto da Forlì, il mio concittadino, con una bellissima Cabrio Porsche 356, mitica auto della fine degli anni 50 e appunto del 59. Poi abbiamo invece ancora un'altra Porsche, modelli un pochino più recenti, si fa per dire perché è sempre un 72, sempre una macchina che ha 40 anni, è un 2004 di cilindrata ed è la mitica Porsche 911. Poi abbiamo un'altra Porsche 911 ancora più recente, che è quella di Paradisi Antonio di Imola, la Porsche Carrera 911, una 3000 di cilindrata del 75. Segue una macchina più recente che è quella di Piontelli Giovanni da Milano, che è una Porsche 964 Cabrio del 91, un pochino più recente in effetti perché ha poco più di 20 anni, macchina molto potente, un 3008 di cilindrata che riesce a raggiungere anche i 280 all'ora. Come macchina più recente di 20 anni è chiaro che ha delle prestazioni ben diverse da quelle di 50 e 60 anni. Infatti qui subito dopo abbiamo una macchina molto datata che è quella di Fontanello Alberto, che è una Fiat 1200 Spider del 57. Il signor Alberto viene da Recanati, 1200 cilindrata. Poi abbiamo una 1600 OS che ha 4 fanali, vedete davanti, si riconosce dalle altre, 4 fanali, un 1600, il signore Borghi Luciano è di Bologna e la macchina è del 63, Fiat Oscar 1600. Ecco, qui invece abbiamo una mitica americana, per noi che siamo un pochino tempati, abbiamo un 5003, un 5300 di cilindrata che è una Chevrolet Corvette del 59. Voi pensate che quando noi andavamo ragazzi in spiaggia, chi si poteva permettere una macchina del genere
noi lo guardavamo con i goccioloni negli occhi. Ciao Carlo Montorfano da Milano, qui abbiamo la Merak 3000. Che cos'è una Merak 3000? È una Maserati innanzitutto, una 3000 di cilindrati. Il nome Merak deriva dal nome di una stella ed è un signore che anche lui ha piacere di passare con noi il mese d'agosto, viene da Milano ed è uno dei modelli dell'epoca 1980, cioè 32 anni, comunque uno dei modelli più considerati. Abbiamo poi anche, per finire, una Ferrari del 1990 ed è la classica Ferrari Mondial T col motore 3002, proveniente da Bologna, Luca Zazzettani. Se volete io vi dico anche cos'è la mia, se vi può interessare. La mia è una macchina particolare, ce ne sono pochissime, è un'Appia Vignale del 1961, un'Appia Vignale del 61, ed è una macchina abbastanza rara perché è una macchina fuori serie fatta appunto dalla carrozzeria Vignale. Io sono di Forlì, di nuovo vi ringrazio e vi auguro soprattutto un bellissimo Palio al quale siamo curiosi di assistere, perché ci hanno parlato tanto di questo. Poi il piacere di conoscere Andrea è stato grande per me quando sono venuto a conoscerlo post, e oggi non vediamo l'ora di assistere al vostro Palio. Grazie e buon divertimento. Bene, grazie a Franco, gli facciamo ancora un saluto. Cosa abbiamo in programma? Allora, ringraziamo intanto le macchine di Forlì e adesso torneremo ad ascoltare la banda di Fagagna. Sì, e mentre si preparano gli amici della banda di Fagagna, vediamo se abbiamo da qualche parte Romeo ancora. Ecco, allora 2 minuti in attesa che arrivi la banda. Benissimo, siete io mi chiamo su in autostop, non mi conoscete, ciao, avanti, máquinas, ma io sono tutto carnico, so anche la macchina carnica, di Timau viene la mia macchina, dietro la Mattis, siamo tutti orgogliosi di avere la Mattis in carne, la nostra macchina di Timau. Barzelletta sugli emigranti, che i 2 emigranti tornati dalla Germania, di Prato Carnico, cercavano un lavoro in Carnia come muratori, 58-59 anni, ormai chiave poca là in pensione, ai vecchi che ste barzellette, come non va, e tu vedi questi 2 signori che cercano lavoro e nessuno li prende, coi punto che ci toglie su tutte armature a 60 anni, è ributtato sul bevi, e un giorno negli avvisi economici alla legge cercasi 2 muratori a Lignano. Osti, compari, andiamo giù io e te. Ma io non sono mai stato al mare, ho fatto solo le miniere del Belgio e le fabbriche della Germania, non ho mai visto la spiaggia nel Savalone nel mare, ma neanche io non ho mai visto il mare. Andiamo giù a Lignano, basta lavorare. Sono partiti da Prato Carnico con la corriera delle 7 di mattina, saccocce da imprese di murador, e io con tanta voglia di lavorare. Non avevano mai visto nel mare, nella spiaggia, nel Savalone. Arrivano a Lignano, il primo dismonta della corriera e come vede tutta la spiaggia piena di Savalone rimane scioccato. E ti lancio popare in corriere e ha detto: Beppi, a tu iadut, c'è tanto Savalone, a cau. A iadut, Tony, scappiamo di corsa in Carnia prima che ci arrivi il cemento. Oh là, aspettiamo le bellissime di Fagagna, sapete che in Carnia adesso sta girando quei signori che vendono il folletto. Signora, lei ha preso il nuovo folletto che viene da Udine? Cerute? Ieri hai tolto il nuovo folletto? Brava, il nuovo folletto, clamoroso. Abbiamo in Carnia un signore di Udine vestito come Andrea Di Centa che viene a venderci il folletto. Ve lo dico perché me l'ha comprato anche mia moglie in questi giorni, no? E tu io sei andato a Cabbia è qua sopra, un tiro di schioppola qua, ha suonato il citofono, è venuto fuori una signora che sta scovando e ha detto: butti via la scopa. Signora, sono arrivato giusto in tempo, il nuovo folletto che viene da Udine,
3000 watts di potenza, lo attacco nella corrente, calco il pulsante rosso, in 2 minuti gli pulisce tutta la casa e gli profuma l'aria. No, non trampi, non compro niente, vado avanti con la scopa che sono anziana. Signora, si vergogni, il nuovo folletto. Un attimo che finisco la barzelletta, se la racconto dopo, il nuovo folletto. Un applauso alla banda di Fagagna, ricordatevi che la finisco dopo, taccai terrini intanto. Ya la eche bien las frutas, Le prime 7 sono ancora più belle degli altri.
barzelletta del folletto, no? E il rivenditore del folletto che è arrivato a Capia ha suonato il citofono di questa famigliola. È uscita questa signora, non compro niente, si vergogni, signora, 3000 watts di potenza, nuovo folletto, lo attacco nella corrente, calco il pulsante rosso, in 2 minuti gli pulisce tutta la casa e gliela profuma. Neanche pare idee, lo pare forcula scove, non compri nue, la solita salute spilorcia. E il signore di Udine colpo di genio. Guarda fuori dalla finestra, la signora aveva la carriola del letame piena diretta da Braide a concimare il campo. Un momento, signora! Alla togliere la carriola, è entrato nel salotto, gli ha rovesciato la carriola del letame. E la Ciarnielotte, ma esalmato, gli spacco la testa io, mi ha sporcato tutto il salotto, chiamo i carabinieri. Signora, si vergogni, adesso mettiamo alla prova il nuovo folletto, lo attacco nella corrente, in 2 minuti tira su tutto il letame e gli profuma la casa, 3000 watts di potenza. Anzi signora, scommettiamo, quello che non tira su in 2 minuti me lo mangio io con la forchetta. Più convincente così, la signora è là in cucina, è tornata con un piron di elenco si lungo. Ah, benedetto, caltegni il piron e inizia a mangiare il letame, perché qui sono 2 giorni che mi hanno staccato la corrente perché non pagavo la bolletta. Ecco, sì, mi fate una foto con le veline, mamma mia, tale chi, il Viagra che cammina, già ce l'abbiamo lo stesso, torno giovane, benedetta, da Ciarnielotte a letto con l'amante, come succede nelle migliori famiglie ormai, è severe. Sul più bello, tu sei la Ciarnielotte, tu sei clic clac il portone di casa, fermati, sta arrivando mio marito, io dit l'amante, dove mi nascondo? Lato di là, ormai non hai via di scampo, vado nell'armadio. Ma se tu stoppi, mio marito arriva con quel giacchettone pesante a Cartier, primo lavoro va nell'armadio, non hai via di scampo, esci, fermati nel salotto, fai la statua, tutto nudo come il David di Donatello, col pendolare, e là dal salotto la Ciarnielotte ha preso il bussolotto del borotalco, già su, tutto il bussolotto del borotalco, in 2 minuti l'amante è diventato tutto bianco. Giuravi che era una statua marmorea, non muoverti, non mi muovo. Entra il marito, come siamo qua? Bene. E quella statua in salotto? Quella lì 3 sere fa l'ho vista nel salotto di Comare Tunine. Mi è talmente piaciuta che ho detto quasi quasi la compro anch'io. Non è uguale, però è carina, no? Bella! Hai fatto bene a prenderla. Vanno a letto, il marito si alza a mezzanotte, va nel frigo, si fa un panino con salame, un quartin di vino e va davanti alla statua con la guantiera e gli ha detto mangia e bevi, perché 3 sere fa nel salotto di Comare Tunine la statua ero io. Sono rimasto 2 giorni fermo immobile, nessuno mi ha dato né da mangiare né da bere. Così, Andrea, come siamo coi tempi?
benvenuti. Bom dia, Duda, teleautobus e benvenuti a questa edizione del Palio da Sierrogiules numero 28. A città che con l'entrata in piazza da scontrada, c'è molti podessioni sta entrando. La scontrada di Pardaur e Gomme da Poggio, una contrada giovane, una contrada da più giovane dal paese, perché si chiama in zone che sono fatte tutte nuove dal nostro paese. In prime file, come sempre, frutti e poi vengono chiatti. Pardaur è il borgo più nuovo del paese, formato da villette a schiera e case popolari costruite dopo il terremoto del 1976. Ecco, come io potessi di Duschieraz, la presentatrice Gaia Nodala sta appunto spiegando la storia che vi avevi detto prima sul nome da contrade. Abbiamo chiamato proprio Pardaur perché è situato da ogni il centro, invece Gomme da Poggio si chiama all'esterno dell'abitato di Palucce. Come ti chiami? Dillo un po' più forte. Ecco, c'è un po' di come il più piccolo da contrada ci presenta, che è Christopher, Luca Scrignaro invece hai domandato qual è Spirit, perché Spalio. E si va in avanti con la prossima contrada, arriva la contrada Ed è la contrada di Monai. e come allora arriva la contrada di Monai, a noi proprio una contrada dal paese, infatti Monai è il vecchio nome del comune di Ravasclet. Questa contrada è un par di ais che partecipa al Palio da Sierrogiules, è attaccata a partecipare non per quel che riguarda la parte del Palio dal Seon, ed è appunto che la volta è attaccata a fare tutta la squadra. Siamo qui per lezioni, sono i post, ma comunque sono un gruppo competitivo. E come la volta di Liusciule e Tausie. Anche che non è una vera e propria contrada, ma è un comune di Fur, che si chiama Storia di Trepp, è un par di ais che partecipa al Palio da Sierrogiules, sempre con un gruppo di entusiasmo, perché c'è molto di pedessioni, sono tutti vestiti a tema, a parte anche su Sierrogiules un ti di corredo. Ecco, quel che vi ho esistito da Predi è in realtà il sindaco del comune di Liusciule, Giorgio Moracutti. Liusciule e Tausia rappresentano una bella realtà di aggregazione di borghi con pochissimi abitanti, ma che ci tengono molto all'amicizia, alle tradizioni e all'amore per la terra dove vivono. E la contrada di Liusciule ha anche portato assieme alle Chiarogiule, alle Lodge, al Seon, ha portato assieme a tutti i della contrada, voluto ricordare una cosa importante che c'è nel nostro, una tradizione che è quello del corredo. E che chi vi è seduto entrare è la contrada di Cleules, una frazione di 400 persone, sempre dal comune di Palucce. È composta da 5 borgate diverse. La località è fatta da 5 borgate diverse e la popolazione è un gruppo unito che circa di tegni vive la tradizione. Hanno poi finito la sagra di Sant Joalt, una sagra ormai tradizionale che viene portata in denante dai giovani dal paese. La contrada Vicente!
la contrada di Cente. La prima contrada che si può stiata arrivando a Tumiece, una contrada storica dal padre da Tiarogiules che ha attaccato a partecipare dai Prince Science. C'è molto di siori su Tiarogiule, un gruppo di frutte che stanno veramente, la partecipazione dei frutti è ammirevole. Diciamo scendendo verso Tolmezzo, proprio sotto sulla via Roma. Di solito sono in pochi, ma dove li avete trovati così tanti? Ma Zenzin, sai delle cose, no? Ma la strada aerea è portata? La mostro perché sta in San Pesabbe non che spemini. Beh, la strada aerea, sapete, per chi non lo sa, è come dire una bilancia per pesare il fieno, e si usava per fare altre cose? E sì, con cavelli di copal porcini, per misurare l'archilo di chiarca la vedente in testa ca, era l'unica bilancia elettronica da preistoria. Allora alzi la mano chi non ha capito. Vediamo? Allora facciamo una brevissima traduzione. Veniva utilizzata questa bilancia, che poi vedremo, perché poi porteremo il fieno del palio veniva utilizzata anche per pesare la carne che poi veniva quando veniva ammassata il maiale, veniva macellata la carne, andava poi a formare i salami e quant'altro. Si utilizzava questa bilancia per queste cose. Bene ragazzi, in bocca al lupo, buon palio, andiamo avanti, grazie alla Contrada di Cente. Un applauso. Facciamo entrare in piazza adesso la contrada di Vile e Place. La contrada di Vile, Place, di Teste 11, veramente una contrada numerosa, c'è molti posizioni a sono anche tutti i frutti, anche piccoli, tutti vestiti, veramente una contrada bellissima da iodi. Doi vestiti vengono importati in mostre, in tal vestito di Place vin la Tormostiarda, invece tal vestito di Vile e vin la Iglesia di San Daniele. Una contrada che partecipa da anni ormai al palio da Stiarogiules, una contrada giovane, si può decidi. Sotto l'albero secolare, tra l'incrocio di via Villa e via di Santa Iulia. Facciamo entrare in piazza ora la contrada di Pontaibe. Pontaibe. E la volta da contrada di Pontaibe, che sitiate subito la piazza principale del comune di Paluce. Il borgo sitiate sotto la iglesia di Santa Maria e assitiate un po' più in là da contrada di Sommavile.
strada in place la contraria di Intiaroi per prime volte qui al palio da Siaroggiule e Palucce. Queste contrade ha deciso di partecipare grazie a collaborazione da Proloco di Paular, infatti poi che il cartello è tenuto dal presidente Proloco di Paular con Dogni e la vicepresidente Proloco. Motivo di orgoglio per questo territorio è la Paular fra un tic all'ospiterà la manifestazione Mistirs in programma per il 25 e 26 di agosto. E questa è una manifestazione che ci porta in lavoro in tal tempo e ci fa conoscere tutti i Mistirs di una volta. Bene, allora Inchiaroi, la valle di Inchiaroi, il Paularo è comunque il paese, il comune principale della vallata e ho il piacere di scambiare due parole con il presidente con il vicepresidente, perché il presidente delega. Allora vieni qui vicino a me perché abbiamo qualche problema con il microfono, così riusciamo a parlare. Quindi ci vuoi portare un saluto e noi te lo chiediamo con un grande piacere. Intanto grazie a Paluzza che ci ha invitati. Ho scritto due parole per definire un po' il mio paese, il nostro paese. Paular, la Val di Chiaroi, e per chi non lo sa è il paese tra le rocce. Un paese che fa una cartolina, circondato da una corona di monti. La Soin strano, sa sicuro, ma bravo, ingegnosa e ospitale. Si fa sdogna in tal ben e in tal mal. Non intanto, ma la sua bellezza è la più importante. Venite a chiattarnos, perché no, anche a poi Mistirs, il 25 e il 26 di agosto. A squignareis, a viaggiareis il nostro paese. Grazie. Grazie. E questa qui è il saluto al vicepresidente a Proloco di Paular. Io dovrei fare la traduzione anche di... Piace l'ultima contrade che è di Somaville e di Somprat. C'è molti podessioni al vestito dal palio da Siaroggiule perché l'anno passato queste contrade ha vinto il palio da Siaroggiule. È una contrade che si tiene in parte alte di Palucce e subizzore da Glese di Sante Marie. Somprat invece si tiene più a nord di Somaville e si tiene le ultime case dal paese.